Piano Mar, stallo infinito a un anno dalla sentenza del TAR, il comune si affida a un avvocato. Furti, rapine e risse, l'assessore alla sicurezza chiede ai cittadini di segnalare tutto e subito. Finisce la soap opera, il consorzio di bonifica Brenta è commissariato, si torna al voto in autunno. A pochi giorni dal conclave la Santa Sede smentisce le voci sul malore del cardinale Parolin. Domani a Fietta l'ultimo saluto a Giacomo Bologna, giovane morto in seguito a un incidente in moto. Asfalto nello scavo della fibra che si fonde con il caldo, residenti inviperiti, cadono pure le moto. Divelti i segnali stradali della ciclabile attese sul Brenta, scaraventati in un fossato. Deturpato capitello intitolato alla Madonna della Salute a San Martino di Lupari e caccia al vandalo. 2 malori al tombolato, prima della partita del Cittadella arriva anche l'elisoccorso, le sue. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Dopo la pausa, chiamiamola così, delle feste, il ponte di Pasqua e del 1° maggio, è tempo di riannodare i fili di quello che era rimasto in sospeso a Bassano. Le grandi incompiute, i grandi temi bassanesi, uno di questi è il Piano Mar che da anni passa di cassetto in cassetto. L'ultima novità circa un anno fa con una sentenza del TAR, poi più niente se non qualche sporadica chiacchierata, qualche parola da parte magari delle opposizioni, però non si è saputo più nulla. Adesso il Comune si affida addirittura a un avvocato. Il 2025 sarà l'anno decisivo del Piano Mar, dicevano i ben informati. Le polveri delle grandi aspettative erano state innescate dalla vittoria al TAR del Comune sul privato, con la possibilità per l'amministrazione di piazzare la zampata finale su una faccenda che ormai inizia ad assumere i connotati di una soap opera senza fine. Un anno fa l'assessore Viero diceva che questa vittoria è importante perché ci dà maggior potere di contrattazione con il privato, che a questo punto è stato condannato rispetto a quella che era la mancata firma dell'accordo del 2014. Come andrà a finire il Piano Mar secondo lei? Allora è chiaro che in questo momento c'è una proposta protocollata dal privato che va in una determinata direzione. Insomma, c'erano le prospettive per un cambiamento decisivo nei rapporti con il privato, ma chi si aspettava novità clamorose è rimasto a bocca asciutta e per vedere qualche carta degna di questo nome in albo pretorio bisogna aspettare l'arrivo del 2025 con l'affidamento di un parere pro veritate a un avvocato. Nel documento viene sottolineata la necessità di ricevere assistenza legale sulla validità o meno del piano Parolini e su eventuali decadenze del pacchetto sull'accordo del 2013 e sulla convenzione del 2017. L'avvocato dovrà poi, e qui si entra nella parte più interessante, dare un supporto per definire la transazione con la controparte, fra risarcimenti e danni, con un occhio sempre rivolto all'ipotesi di variazione del progetto originale, ovvero l'arrivo di nuove strutture per anziani in città. Ecco, carte alla mano, c'è chi si chiede il perché di un affidamento come quello deciso dal Comune di Bassano, dopo che il rigore deciso dall'arbitro, che in questo caso sarebbe il TAR, ha ben piazzato sul piede dell'amministrazione la palla per siglare il gol definitivo a un minuto dal triplice fischio finale. Per qualcuno, giusto per restare in metafora calcistica, tutto questo assomiglia tanto a una sorta di VAR o a un avvio di trattativa con la squadra avversaria, quando invece tutto gioca a favore dei bassanesi. Domande che restano sospese nell'aria assieme a quelle poste ai nostri microfoni già qualche mese fa dall'opposizione cittadina, basate sul fatto che il Comune di Bassano ha in mano un assegno da oltre 5 milioni di euro che derivano dai pregressi e dalle sentenze del TAR sul Piano Mar fra polizze fideiussorie e cifre accantonate per gli espropri. La domanda che le minoranze ponevano è questa: il Comune li ha o non li ha questi 5 milioni e spiccioli? Li ha chiesti alla controparte privata coinvolta nell'annosa pratica del Piano Mar? Tra i soldi accantonati e le polizze fideiussorie parliamo di una provvista economica di oltre 5 milioni di euro che noi potremmo avere per poter fare opere pubbliche. Di questi tempi non è poca cosa. Domande, tante domande come sempre, ma prima o poi arriverà anche il tempo delle risposte. Vedremo come andrà a finire uno dei tanti temi importanti per la città in questo 2025. Un altro tema molto sentito dai bassanesi è quello della sicurezza. Fra furti, risse, rapine, l'assessore chiede ai cittadini: segnalate tutto, subito.
In autunno si diceva che i furti aumentavano col favore del buio e delle giornate corte, ma questa primavera non sembra fare eccezione. Le intrusioni dei giorni scorsi in quartiere Pre non hanno certo tranquillizzato le notti di imprenditori e residenti. A quanto pare i malviventi hanno agito, come si suol dire, in trasferta, utilizzando un veicolo trovato abbandonato nei dintorni. È un mezzo rubato precedentemente nella provincia di Treviso e questo mi lascia pensare che ci si tratti di un fenomeno di pendolarismo. A chi subisce azioni del genere o ne è testimone, l'assessore Campagnolo lancia un appello. Chiamare con la massima tempestività le forze dell'ordine, perché in quei momenti lì pochi secondi fanno la differenza. Naturalmente questo va concertato anche con la massima copertura del territorio e io auspico che le forze dell'ordine diano il massimo impegno per la copertura del territorio nelle immediate periferie di Bassano. La copertura c'è stata, come confermano le espulsioni di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi. La richiesta di grande impegno che viene dall'amministrazione comunale e dal mio assessorato trova un riscontro importante da parte, in questo caso, del commissariato di Bassano, che si è impegnato con grande scrupolo a trovare il sistema di allontanare questi soggetti che sono stati un grosso problema per la collettività bassanese. I molestatori, protagonisti della rissa a San Vito, agivano anche in zona stazione e alla mensa di Casa San Francesco, che però non sarebbe l'unica zona sensibile. Continuare su questa linea per mantenere il massimo del basso profilo e della gestibilità, in particolare Casa San Francesco e anche la zona degli ex Cappuccini. Cambiamo decisamente argomento. Da molti giorni vi stiamo raccontando quello che sta succedendo al Consorzio di Bonifica Brenta dopo le elezioni di qualche mese fa. Si sapeva che sarebbe andata a finire così, viste le ultime novità, ovvero è arrivato il commissario. Alla fumata nera del 30 aprile, giorno dell'ultima assemblea per eleggere presidente e vicepresidente, non ne seguiranno altre. Il Consorzio di Bonifica Brenta è stato commissariato dalla Regione Veneto, che già nelle scorse settimane aveva concesso delle proroghe nella speranza che le parti in gioco trovassero un accordo. Così non è stato e Palazzo Balbi ha preso l'unica decisione possibile, ovvero lo scioglimento di tutti gli organi consortili in carica, ad eccezione del revisore dei conti, e la nomina del commissario straordinario nella persona del dottor Luigi De Lucchi. Il commissario, si legge nella nota della Regione, è ora incaricato di porre in atto tutte le azioni necessarie a garantire il regolare funzionamento del Consorzio e di provvedere alla ricostituzione degli organi consortili attraverso l'indizione di nuove elezioni. De Lucchi ha ricoperto per anni il ruolo di direttore dell'unità organizzativa bonifica e irrigazione della Regione del Veneto. Entro 5 giorni dall'accettazione dell'incarico, il commissario dovrà presentare alla Giunta regionale un progetto che viene definito di disciplina elettorale. L'obiettivo è convocare le elezioni in tempi celeri, verosimilmente in autunno, per avere al più presto una nuova assemblea, la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del vicepresidente, ovvero il completo insediamento dei nuovi organi consortili che in 4 mesi e mezzo sono rimasti congelati. A pochi giorni dal conclave, la Santa Sede smentisce le voci di un malore che avrebbe colpito il cardinale Parolin. Manca sempre meno all'inizio del conclave che dovrà scegliere il nuovo pontefice dopo la morte di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori saranno chiusi per la prima votazione nella Cappella Sistina dalle 16:30 di mercoledì 7 maggio. In questi giorni indiscrezioni e pronostici non sono mancati. Tra le voci più insistenti per la salita al soglio pontificio c'è quella che riguarda il prelato vicentino cardinale Pietro Parolin, nato a Schiavon e dal 2013 fino allo scorso 21 aprile segretario di Stato Vaticano. Il presule avrebbe già l'appoggio di una cinquantina di confratelli per diventare papa, ma di voti ne servono 89. Su Parolin e sulla sua salute è stato necessario l'intervento in prima persona del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha smentito in modo categorico le notizie su un malore avuto dal cardinale. Stando ad un quotidiano romano che ha riportato fonti statunitensi, si sarebbe reso necessario anche l'intervento di personale sanitario in aiuto del cardinale Parolin in occasione di una delle congregazioni generali che stanno precedendo il conclave. Non si è verificato il malore, non è vero, ha replicato Bruni a un giornalista che chiedeva informazioni sul presunto malore legato ad una variazione di pressione.
Parolin sta bene e parteciperà alle votazioni insieme a tutti i confratelli che non hanno ancora compiuto 80 anni. Da mercoledì in poi uno di loro sostituirà i paramenti rossi con quelli bianchi, lo stesso colore del fumo che precederà l'annuncio dell'elezione. Domani alle 10 nella chiesa di Fietta di Paderno, di Pieve del Grappa, i funerali di Giacomo Bologna, 20 anni, residente a Possagno, morto dopo giorni di agonia a seguito di un incidente stradale mentre rincasava in sella. Alla sua moto Giacomo era stato elitrasportato in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso, dove si è spento lunedì. E un elicottero è servito per salvare 2 giovanissimi che si sono persi sul Monte Grappa. Perdono la traccia durante un'escursione sul massiccio del Grappa e vengono recuperati dal soccorso alpino in un difficile intervento a 1000 metri di quota. È accaduto a 2 giovani di Noale che erano saliti a Cima Grappa dal sentiero 153 e avevano poi deciso di scendere sul sentiero delle Meatte, sul versante che dà su Crespano. Giunti a un bivio si erano però inoltrati su un percorso alternativo per esperti, poco battuto e poco segnato. Abbassandosi di quota avevano quindi smarrito la traccia, fino a quando, giunti a 1000 metri di quota, erano rimasti bloccati in una gola e non erano più riusciti a ritrovare il sentiero. A questo punto è scattato l'allarme, il soccorso alpino è giunto nelle vicinanze. Gli operatori si sono calati con le corde fino a quando i ragazzi sono stati finalmente individuati. Sono stati poi dotati di imbrago e fatti risalire fino a uno spiazzo dove l'elicottero dei vigili del fuoco li ha recuperati per portarli a valle. Continuano ad arrivare segnalazioni su strade Colabrodo, soprattutto in seguito ai cantieri per la posa della fibra. Guardate questa segnalazione che arriva da Marostica. Si moltiplicano le segnalazioni di strade e vie interessate dai lavori di posa della fibra nelle quali gli scavi hanno lasciato buche e rattoppi. È il caso di via Tenente Pivato a Marostica, dove una telespettatrice ha fotografato la situazione che potete vedere in queste immagini. La trincea è stata ricoperta in modo piuttosto sommario con una gettata d'asfalto. La telespettatrice lamenta che l'asfalto steso sullo scavo della fibra si sta sciogliendo con il caldo di questi giorni, causando parecchi problemi e qualche caduta fra i motociclisti che transitano sulla strada. Fra cavalletti che sprofondano nell'asfalto sciolto, facendo piombare a terra le motociclette, e scooter che vanno a sbattere nello scavo, la situazione si sta facendo preoccupante per i residenti e per chi passa in via Pivato. E anche voi potete segnalare strade, buche, problemi con l'asfalto che cede via WhatsApp al 340 321 8379 o via mail a redazione @reteveneta.it. E a proposito di segnalazioni, ne arriva una anche da Tezze. È stata una passante di buon mattino ad accorgersi del vandalismo commesso da ignoti a metà di via Bandi, la pista ciclopedonale che unisce Tezze a Stroppari. I 2 cartelli usati per impedire il passaggio alle vetture all'altezza di un ponticello in legno e segnalare l'accesso sul lato destro per pedoni e ciclisti erano stati tolti e gettati nel vicino canale irriguo. L'atto vandalico non è passato inosservato e nel giro di poco, già intorno a mezzogiorno, i 2 segnali erano stati rimessi al loro posto, fissati con del cemento fresco. Alla buona notizia del ripristino fa però da contraltare la condizione generale dell'area ombreggiata dove è collocata una panchina. Dall'erba tagliata proprio in quel punto emerge una discreta quantità di rifiuti di vario genere, dai pacchetti di sigarette ai fazzoletti ai tappi che evidentemente si trovavano a terra gettati impunemente tra la vegetazione, anche se il cestino per la raccolta è lì a disposizione con poco sforzo. Forse la raccolta non toccava a chi ha tagliato l'erba, ma sarebbe stata davvero questione di poco completare l'opera, rendendo questo angolo di campagna ancora più piacevole. Per lo sport, una pioggia di trofei per gli atleti di Scimpo. Una pioggia di trofei, tanto entusiasmo ma soprattutto grandissimo impegno. Loro sono gli atleti della società Scimpo di Bassano. Si sono recentemente distinti in 2 gare importanti, la Domenica Cup di Zagabria e la Battaglia di Bologna, disciplina karate Kyokushinkai. Alla prima erano presenti atleti da 10 nazioni. Sul gradino più alto del podio sono salite Claudia Ferronato e Anna Toresin. Emozione sempre forte, anche nonostante dopo anni di gare in realtà l'emozione sul tatami è sempre quella, il primo passo sul tatami è sempre emozionante come la prima volta. Che cosa dà questa disciplina?
Beh, sicuramente da tanto, oltre che a livello fisico, di preparazione atletica, sia a gare, esami, anche tanto a livello personale, anche come ci si relaziona con gli altri, il rispetto, la costanza nelle cose, un po' un insegnamento di vita, diciamo. 38 gli atleti della società Scimpo che hanno avuto accesso alla gara nazionale di Bologna in rappresentanza della Federazione Italiana Karate e discipline affini. 28 i podi, 7 ori, 13 argenti e 8 medaglie di bronzo. Siamo molto soddisfatti del percorso dei ragazzi, stanno crescendo, stanno migliorando, sono in divenire, però al momento stanno veramente raccogliendo i frutti dei loro allenamenti. Hanno rivelato il loro potenziale, perciò siamo orgogliosi in vista dei campionati nazionali. È stato un ottimo trampolino di lancio sia per la loro preparazione, anche un po' per la loro autostima, cioè vedere il traguardo che stanno raggiungendo. E in vista infatti ci sono proprio i campionati italiani di Pistoia in programma il 10 e 11 maggio. Un altro appuntamento importante attende questi giovani atleti. Ci apprestiamo a parteciparvi e con tutta la tranquillità del caso, diciamo, speriamo di fare un buon risultato, ma soprattutto di portare a casa i ragazzi sempre più felici di ciò che fanno. Vandali scatenati anche nell'Alta Padovana, imbrattato un capitello a San Martino di Lupari. Le scritte verdi si vedono a metri di distanza. Ha destato molto sdegno a Monastiero, una frazione di San Martino di Lupari, il vandalismo che ha subito il capitello dedicato alla Madonna della Salute in via Sant'Andrea. Un gesto ignobile, vogliamo dirlo a voce alta, che va a colpire un edificio di culto, culturale, ma che non ha deturpato solo un edificio, ma è stata una profonda offesa nei confronti di tutta la comunità di San Martino di Lupari, una comunità civile, rispettosa, per cui una ferita che vogliamo non resti impunita. L'atto vandalico è stato scoperto nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile e subito sono scattate le indagini dei carabinieri. E noi abbiamo subito avvisato i carabinieri nel pomeriggio del 30 di aprile. Loro sono intervenuti immediatamente e noi siamo a disposizione dei carabinieri che stanno facendo gli accertamenti e le indagini e mi auguro che veramente vengano presto identificati, insomma, perché a San Martino di Lupari l'amministrazione punta veramente a non solo condannare, insomma, ma a che vengano identificati, che abbiano delle punizioni esemplari. Un capitello eretto nel 1886 che esprime la devozione mariana della comunità. L'obiettivo ora è rintracciare i colpevoli. Da una prima ricostruzione la scritta apparsa sui due lati di questo capitello vorrebbe dire: il tuo tempo sta per scadere. È una lingua straniera, sembrerebbe una lingua di etnia rumena, però insomma questo io non sono un esperto, non posso dirlo. Sì, una doppia ferita. Primo per il fatto che ha danneggiato un luogo di culto, un edificio pubblico, insomma un bene della comunità, e l'altro anche per un messaggio cui si fa anche fatica a comprendere il significato, però in questo momento siamo più che altro concentrati a trovare questo o questi trasgressori. 2 malori ieri allo stadio di Cittadella, è intervenuto anche l'Elisoccorso. Paura allo stadio tombolato prima del fischio d'inizio di Cittadella Brescia durante il minuto di silenzio per Giovanni Scudiero, da tutti conosciuto come Forci, il tifoso granata morto la scorsa settimana. Un tifoso presente in tribuna si è sentito male accasciandosi a terra. Tempestivi i soccorsi presenti allo stadio, che hanno richiesto anche l'intervento dell'Elisoccorso, che ha portato l'uomo all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non solo questo però, perché complice l'emozione per il ricordo di Scudiero e la giornata calda, anche un altro spettatore ha avuto un malore. Anche il secondo tifoso granata è stato soccorso dal personale del SUEM e stabilizzato sul posto. La partita è stata quindi posticipata di oltre un'ora. Il fischio d'inizio è stato dato infatti alle 18:30. Il match si è concluso con la sconfitta dei padroni di casa per 1-0.
Dopo di noi alle 21:15 il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti una puntata molto interessante di Focus. Alvise Crepet, Stefano Dall'Agata, Pietro Dalla Libera, Arnaldo Pitton, Paolo Pizzolato e Stefano Trubian. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata, vi lasciamo al meteo ma prima ai vostri SMS.